Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel diario del Marietto Veneziano e anche nel canale YouTube, perché poi questo filmato andrà anche sul canale YouTube, dove ho già più di 1200 iscritti che seguono regolarmente il vostro Marietto. Oggi di cosa parlerò? Oggi parlerò prima di tutto di una cosa simpatica che è successa ieri, di una signora che ha scritto sotto il mio video che non gli interessava il video praticamente perché porto la maschera, e questo è un discorso che riprenderò. Poi voglio ringraziare tutti che mi seguono, quelli che mi seguono, perché più o meno ogni video viene visto più o meno da 150-200 persone, questi video qua, le live splash così di racconti a fantasia. Ma riprendiamo un po' un discorso di queste persone che si fermano alla mascherina e non guardano il messaggio, invece no, come quel tipo che col dito puntava alla luna e l'altro guardava il dito, no? Allora, il concetto è molto semplice. Osho diceva una bellissima frase, che non esiste la pace e la guerra, ma esiste la preparazione alla guerra e la guerra, che sia fra nazioni, che sia fra aree mondiali, che siano fra città. In altre pillole vi ho già spiegato che ci sono gruppi misterici che iniziano guerre con altre città, magari di altri stati. Una cosa che tutta l'Italia ha visto è stata Torino, no? Quando a Torino c'erano ancora l'egemonia degli Agnelli, Torino era una città fiorente, poi a un certo punto sono stati spazzati via, Torino è decaduto come città industriale e le varie fabbriche sono state delocalizzate. Chiaramente questo è un'operazione magica, no? Non è che uno... Ciao Lara, grazie Lara di esserti unita. Ciao Sara. Quindi Torino è il classico esempio di una guerra magica che, quando sia il capitano dei Alpini Torino se n'è andato, sia quando gli Agnelli, che erano poi portabandiere, questa famiglia in un certo senso, quelli in nocciolo duro, se ne sono andati, Torino ha cominciato a decadere come città industriale e le proprie industrie sono state spostate. Questo non è perché a un certo punto gli eredi praticamente hanno voluto, ma perché c'erano delle forze magiche che chiaramente hanno lavorato in modo che queste industrie fossero spostate e delocalizzate. Quindi noi viviamo in un'era, in questo momento, in cui ci sono anime vecchie, anime giovani, e le anime giovani sono quelle che in fondo andranno nel tritacarne, perché generalmente un'anima giovane cosa pensa? Pensa sempre di correre quando perde, pensa sempre di correre in soccorso al carro dei vincitori. Questo lo si vede benissimo in politica, dove chiaramente appena uno vince, tutti gli altri hanno sempre votato per lui, no? È una cosa italica, poi nel sangue italiano, è una cosa nel DNA praticamente, no? Da Mazzini in avanti mi hanno raccontato di tutti i colori e la storia la fa sempre chi vince, no? Però il discorso è che se noi non ci alabardiamo, Osho diceva anche un'altra bellissima frase, il peccato, ciao Sara, grazie, il peccato originale non è Adamo ed Eva, ma è proprio l'ignoranza. Quindi quando io faccio questi video che spiego alcune dinamiche, non è che lo faccio per far vedere la mia faccia, non me ne frega proprio un bel belin di far vedere la mia faccia, anche perché se dovessi togliere la mascherina, poi che so che c'è sempre quell'anima giovane che si vuole fare la bua, capite? Mi ricordo un caso che ho letto 10 anni fa, che c'era un tipo che stava spiegando al mondo che esistevano le scie cliniche e uno, non so se era pagato o meno, abitava a 60 km di distanza da lui, partiva col figlio e gli andava a sfrizzare la macchina e bucare le gomme. Ciao Graziella, grazie di esserti unita nel diario e anche nel canale Marietto. Quindi capite che molte volte porto la maschera per far risparmiare la bua ad alcune persone, perché
ne ho visti così tanti andare al campetto che mi dispiace stimolare alcuni, qualche anima giovane, a inciampare e farsi male, no? Quindi, e poi non venditemelo neanche a scrivere queste cose qua, perché io vi banno subito, perché non ho tempo di perdere con gente che guarda il dito e non guarda la luna. Quindi ritorniamo un po' a questa situazione che sta avvenendo oggi come oggi. Oggi come oggi voi vedete che c'è tutto un bel fermento di continuare come si dice, a rimpinguare, a rinsaldare, a forzare ancora il discorso di questo virus. Insomma, ogni giorno di diabete, grazie a alcune multinazionali di bevande, muoiono tantissime persone, ogni giorno di zanzara o di ebola muoiono tantissime persone, però ormai il disco si è rotto e si continua a parlare di questo virus, no? Chiaramente è un attacco al nostro sistema industriale. Già con l'euro avevamo perso il 25% di potenza industriale, sto parlando per l'Italia, che neanche la seconda guerra mondiale era riuscita a fare così tanto, e adesso con questo virus, chiaramente, con questa diceria del virus, chiaramente siamo ancora sotto pressione. Chi è che ci guadagna? Ci guadagnano chiaramente i paesi emergenti che hanno studiato bene la cosa. Quindi così ci sarà migliaia di famiglie ancora che avranno problemi in casa, di liquidità, di soldi, divorzi, litigi e tutte quelle purtroppo situazioni che si vengono a creare proprio quando manca la dinamicità, lo spostamento di energie anche a livello lavorativo, no? Ciao Tiziana, grazie di esserti unita nel diario e anche nel canale YouTube di Magnetto. Quindi cari amici, cerchiamo di guardare meno il dito e cerchiamo di guardare più al succo di quello che vi sto dicendo, perché quando succederà quello che deve succedere, adesso è solamente una preparazione, come diceva Osho, no? I furbetti del quartierino penseranno di andare in aiuto nel carro dei vincitori, però purtroppo il carro dei vincitori non è come se lo pensano molti, sarà durissimo saltarci sopra e diciamo che, come si suol dire, sarà pesante, perché i vincitori non vorranno traditori o venduti, questo so per certezza. Noi in questo momento abbiamo i social, abbiamo questi bellissimi social che sono potenti. Io la prima volta che ho sentito parlare di Facebook l'ho sentito parlare 50 anni fa, quando un cabalista che mi veniva a trovare più o meno quando avevo 5-6 anni mi disse che mi avrebbe salvato Face. Io chiaramente non sapevo cos'era questo Face e dicevo Facebook, no? Poi lui alzava il pollice, no? E io praticamente non riuscivo a alzare il pollice, era piccolino, e alzavo l'indice perché ero troppo piccolino per muovere le dita. Ciao Doriano. Quindi, se potete, continuate a guardare le pillole splash del Marietto, prendete i vari circuiti che io continuo a spammare nei miei canali, nei canali che me lo permettono, che anche loro, gli amministratori, cercano di fare il possibile, no? Per poter far girare la ruota. E poi nei prossimi tempi sicuramente ci saranno delle evoluzioni. Chi, come ho già detto, abiterà al sud sarà leggermente più fortunato, chi abiterà al nord sicuramente avrà qualche problemino. Certamente chi ha attivato i circuiti, fatto tutti i rituali propiziatori, avrà dietro le spalle delle energie benefiche, no? E quindi di conseguenza sarà sicuramente, anche se abita al nord, più fortunato. Per gli altri, quelli che guardano la mascherina, quelli che cercano sempre di guardare il dito e non la luna, sicuramente avranno qualche problema idraulico nello sfintere. Perché? Perché purtroppo quello che sta per arrivare non è sicuramente simpatico, no? Quindi noi continuiamo a lavorare, a divulgare il Degada Magnetto Veneziano sui vari social, soprattutto su Face e sul tubo, sperando che qualcuno guardi la luna e non guardi il dito, e via dicendo. E poi, come ho spiegato in altre pillole, l'educazione ai figli fa molto, perché molto probabilmente quando arriveranno queste ondate di energia negativa, sicuramente
che ha un figlio che è stato addestrato bene. Ciao Carmen, grazie di essere venuto. Che ha un figlio che è stato addestrato bene o un marito i cui genitori hanno addestrato bene, sicuramente avrà meno problemi a superare questi eventi, no? Saprà come gestire la famiglia, saprà come togliersi dagli impicci. Gli altri purtroppo resteranno a guardare la mascherina e a sentire le idiozie del sistema. Bene cari amici, il vostro Marietto ha finito qui, vi ricordo, se non vi siete ancora iscritti al canale del Degarde e del Marietto Veneziano sul tubo, di venirci a trovare, di, come si suol dire, scaricare nel sito del capitano.altervista.org i vari circuiti. Adesso l'ultimo ebook che ho fatto ne ha scaricati più di 5.000 e il Marietto è molto contento, anche perché questi circuiti hanno dentro anche dei numeri busby nascosti che possono dare una mano in questi frangenti. Poi stasera alle 20:30 abbiamo la live col pendolino del Marietto Veneziano e il De Garda. Quindi chi vuole, l'importante è che sia puntuale, per il semplice fatto che ci sono tantissime persone e quelli nuovi purtroppo pensano di arrivare dopo, ma le energie per seguire tutte queste scie energetiche, sia il De Garda che il Marietto Veneziano, sono impressionanti quanto ce ne vuole di energia, e quindi è chiaro che dopo mezz'ora praticamente si è quasi stanchi, esauriti, no? E quindi è chiaro che si risponde più velocemente che si può, però se le domande sono tante è meglio per i nuovi che magari ascoltano questo video per la prima volta e vogliono venire, e che alle 8:30 facciano subito la domanda. Gli altri, già i veterani, chiaramente sanno già fare questa cosa e quindi sì, in un certo senso sono più preparati, addestrati, no? Lo dico soprattutto perché questo video lo vedranno dai 150 alle 300 persone entro questa sera, e quindi se vogliono raggiungersi e unirsi nel canale Marietto Veneziano, mi ricordo anche che dovete iscrivervi, se no le domande non si vedono. E niente, detto tutto questo, soprattutto per il semplice fatto che i tempi che stanno per arrivare, bisogna guardare meno la mascherina ma più la luna. Ok, grazie cari amici di avermi seguito. Fra un po' inizieremo alle 10:05, 10:10 con i nati del giorno, con il De Garda e il vostro Marietto Veneziano, sempre sul diario del Marietto Veneziano. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi nei gruppi di Facebook del De Garda e Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao. Ciao Ugo Mar, ciao ciao ciao.